Allora, parliamo di sempre trattamenti previdenziali, la no tax area. Ecco, la no tax area praticamente è quella parte di reddito da lavoro o da pensione che è esente dall'imposizione fiscale, quindi su cui non si pagano tasse. Fino al 2015 il reddito da pensione era meno elevato di quello del lavoro dipendente, e anche qua, con il lavoro che abbiamo fatto a quel tavolo di confronto con il governo, siamo riusciti a elevare invece questa parte esente per i pensionati uguale ai lavoratori dipendenti, e quindi ci sarà anche qua una piccola fetta di pensionati che vedranno, intanto non pagheranno IRPEF, e non pagando IRPEF non pagheranno neanche l'addizionale regionale IRPEF e l'addizionale comunale. Quindi insomma c'è un risparmio fiscale di una certa entità, e chi supera il limite, il reddito da pensione, che è fino a 8.125 euro e fino a 55.000 euro, avrà un risparmio fiscale, come dire, inversamente proporzionale, no? Però una piccola parte comunque lì competerà. Facciamo alcuni esempi. Per esempio, fino a 8.500 euro il risparmio fiscale è di 110 euro, quindi 110 euro che restano nelle tasche dei pensionati sotto questa soglia. 9.000 euro il risparmio sarà di 105, 10.000 euro di risparmio di 94, insomma, per arrivare fino a 15.000 euro, che sono 42 euro di risparmio. Stiamo parlando sempre di cifre lorde? Beh sì, sono sempre lorde, sempre quando parliamo di queste cose sono sempre lorde. E quindi anche abbiamo il risparmio conseguentemente anche sull'aliquota regionale dell'addizionale IRPEF e su quella comunale. Quindi si spalma. Quindi si risparmia. E insomma è un piccolo risultato, se ne accorgeranno una piccola fetta, no? Però è giusto dirlo, il lavoro del sindacato è fatto anche di queste piccole cose, no? Una goccia qua, una goccia là, un intervento qua, sempre e comunque con l'attenzione particolare a chi ha meno, perché quello che vorremmo riuscire ad ottenere è abbassare questa forbice della disuguaglianza che nel nostro paese negli anni è andata aumentando sempre di più. E si parla di interventi contro la povertà, no? Minori, poi soprattutto il tema dei minori poveri, eccetera. E quindi bisogna mettere in campo strutture, come dire, misure strutturali che veramente portino a una diminuzione della povertà. Ecco, una cosa, relativamente a questa, c'è la pensione anche ai superstiti, certo, che ha comunque la sua importanza, questa va anche chiesta, se non sbaglio. Sì. Non lo dico perché magari non... Sì, ecco, mentre la no tax area è una misura, questo è automatico quando si va... Non c'è una trattenuta alla fonte dell'imposizione fiscale, e come anche la 14ª, l'abbiamo detto prima, anche là non serve fare richiesta, però bisogna assolutamente controllare, perché gli errori ci possono essere. La pensione ai superstiti, che è la pensione che tutti conoscono come la pensione di reversibilità, eccola, deve essere chiesta. E quindi è erogata solo a domanda ed è in favore dei familiari superstiti del pensionato o del lavoratore, qualora il lavoratore prima di andare in pensione muoia, insomma. Chi è che ha diritto? Allora, intanto ha diritto il coniuge, anche se è separato. Non divorziato. Non divorziato. Se è divorziato ha diritto in parte, se ha diritto a un assegno divorzile, però poi magari le questioni più particolari certo, sì. è bene, come dire,
parlarne con il patronato di riferimento e trovare la giusta soluzione, ma comunque il coniuge superstite anche se separato. E adesso la novità rispetto alla nuova legge votata, e qui va dato applauso al governo di averla fatta, il componente superstite dell'unione civile, perché adesso per le persone dello stesso sesso, no, che costituiscono un'unione civile, il coniuge superstite ha diritto, non il coniuge, insomma, il compagno, come si chiamarlo? Il compagno superstite ha diritto alla pensione di irreversibilità. Ne hanno diritto i figli, sia adottivi, affiliati, però fino a una certa età. Sì, naturalmente, fino anche maggiorenni se studenti, se no fino alla maggiore età. Figli che siano minori oppure inabili, quindi anche con la maggiore età. E poi se non ci sono figli, se non ci sono anche i nipoti minori, possono essere a carico, come dire, se non ci sono genitori, no? Che certo. Ci sono tante situazioni che si possono presentare, ecco perché andare a un patronato e capire bene, spiegare qual è la propria situazione può veramente dar luogo ad ottenere un diritto che magari non sapevamo di avere. Poi attenzione, perché ci sono dopo vabbè, in mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti, dei genitori, anche i fratelli celibi inabili, sì, sempre, le sorelle quando celibi. non ci sono... ci sono tante categorie di persone che potrebbero avere diritto. È per questo che bisogna sempre raccontare, no, la propria storia, la propria situazione anagrafica, no, per capire se c'è qualcuno che ha diritto oppure no. Un'altra questione secondo me interessante è l'integrazione al trattamento minimo. Sì, l'integrazione al trattamento minimo è un altro istituto molto importante che però non è previsto per chi avrà una pensione solo da contributi. Quindi per tutti quelli che hanno cominciato a lavorare dopo il 1996 e quindi sono entrati a regime nella previdenza contributiva, per questo non è previsto l'integrazione. È previsto solo per chi ha una pensione ancora retributiva, quindi chi aveva maturato i 15 anni, 6 mesi un giorno al 31 dicembre del 1995 e per chi ce l'ha mista, per la parte appunto retributiva. Naturalmente questa è una misura che prevede questa integrazione per chi ha maturato una pensione davvero minima, insomma davvero molto molto bassa. È un po' come aver pensato a un reddito minimo, no? O a una pensione sociale. Ho lavorato e quindi te la integro al minimo invece di darti una pensione sociale, ecco. Certo. Questo è un po' questa... Con le pensioni contributive il problema è che se non ci fosse la crisi, se ci fosse lavoro, un lavoro a tempo indeterminato, contratti di lavoro degni di questo nome, eccetera, il sistema contributivo non è penalizzante, non sarebbe penalizzante per i lavoratori quando vanno in pensione. Il problema è che ci siamo trovati in una situazione in questi anni terribile, una crisi di cui ancora non si vede la fine, almeno c'è un timido accenno di ripartenza, ma ancora molto poco, solo nel nostro paese, a differenza di altri paesi in Europa, e in più questa destrutturazione del mercato del lavoro che fa sì che le persone i contributi che possono accumulare sono bassi, sono di poco valore e quindi la pensione che si costruiranno è una pensione da fame. Assolutamente. È per questo che stiamo battendoci perché ci sia davvero una misura che preveda come affrontare questo tema.
Questo è lo importantissimo. dicevo prima, bisogna assolutamente che il tavolo riprenda vigore, riprenda forza, quel tavolo che abbiamo aperto da poco, per ottenere qualche proprio risultato, per parlare di pensione di garanzia per i nostri giovani. Questo benissimo. è l'auspicio e con questo i pensionati vanno domani in piazza. 17 giugno, manifestazione nazionale a Roma, Piazza San Giovanni, ore 12, pensionati organizzati, vedremo che cosa riescono ad ottenere, quindi una manifestazione molto importante. Si parte dal discorso dei voucher, ma poi diventa, ecco, vediamo il volantino, un rispetto per il lavoro, per la democrazia, per la Costituzione, per dei diritti dei cittadini. Quindi sì, e per il futuro, lo ripeto, dei nostri ragazzi e ragazze. Perfetto, benissimo. E quindi non soltanto organizzata dalla SPCGIL partecipa, ma è organizzata dalla CGIL a livello nazionale, quindi questo è importante ricordarlo. Grazie Rosanna Betera di essere stata qui con noi. Ricordatevi quindi di verificare, far controllare la vostra pensione nelle molteplici sedi dello SPCGIL presenti in modo capillare su tutto il territorio nazionale, quindi non solo regionale, provinciale, eccetera, e che male non fa assolutamente. Io vi ringrazio, buon proseguimento e grazie ancora. Questo programma è stato offerto da Club di Più. Sei single? Club di Più è la tua opportunità di scelta.